Due rigori, il Matera sbaglia il primo all'11° con Januale, ma alla mezz'ora Caputo sull'altro penalty della giornata manda la palla dalla parte opposta di Misefori. Lucani in vantaggio e calabresi che hanno invece da ridire, e parecchio anche, su un altro episodio chiave della partita. Gardini stretto in area da due materani e messo a terra senza troppi complimenti al 10° del primo tempo. Per i calabresi, che hanno iniziato a sprombattuto, è stata una delle occasioni meglio costruite per superare l'attenta difesa materana, che nel primo quarto d'ora ha sofferto non poco nell'arginare la manovra ospite. Poi Di Benedetto ha arretrato ulteriormente la posizione di Ciullo e le cose sono andate meglio. La manovra materana si è fatta più consistente in fase offensiva e più sicura nei momenti dell'interdizione. Catanzaro senza reazione, nemmeno dopo la scarponata di Januale sul primo calcio di rigore. Un campanello d'allarme suonato a vuoto soprattutto per la panchina calabrese. Tutto come prima, anzi forse anche con un leggero appannamento per i giallorossi, che in tutta la gara non si sono più resi pericolosi, bloccati al limite dell'area di rigore, ma anche nella zona nevralgica del campo. Catanzaro, insomma, che ha perso il confronto su tutti i fronti. Una sconfitta chiave per la formazione ospite, che oggi si giocava le residue speranze di inserirsi nella lotta al vertice. Partita della svolta invece per il Matera. I lucani, ricacciati in seconda linea dalla sconfitta con la Strea, hanno interpretato la gara facendo ricorso agli ingredienti più giusti: agonismo e determinazione a piene mani, ma un successo costruito anche con grande saggezza tattica e commovente generosità, quella di Ciullo in primo luogo, che allo scadere stava per realizzare addirittura il gol dello zoppo. Comunque il giocatore materano si è meritato la palma di migliore in campo. Materani in corsa, Catanzaro forse un nuovo addio alle armi. Marciare verso le prime posizioni, però come stiamo viaggiando ora non riusciamo, perché ancora una volta la società è assente, non c'è nessuno che ci viene incontro, che ci dà una mano. Speriamo che nelle prossime settimane il campionato è fermo e ci sia una svolta a livello societario, se no solo con i nostri mezzi, con la nostra volontà, con la nostra grinta, alla lunga non riusciremo a vincere questo campionato.